Era qua. C'è una tabella scritto Miniera Clementina e proprio in quel luogo lì, in questi momenti, c'erano 5 minatori cadaveri morti appunto per asfissia di gas provocato dallo scoppio delle miniere della dinamite che la squadra prima aveva approntato e fatto saltare, in modo che i minatori in seguito, la seconda squadra, avrebbero dovuto levare, diciamo così, cavare il carbone. Se non che è stata usata una dinamite residuato bellico tedesco di cui abbiamo saputo dopo non sapevano quali potevano essere le eventuali conseguenze. Il fatto è che quando sono entrati sono morti appunto di gas di ossido di carbonio. Allora vediamo come è successa la faccenda. Io 35-40 anni fa, insieme a Fernando Manfron, stavamo terminando la storia di Campo Damaso e c'era un capitolo che riguardava i sacerdoti del nostro paese e ci portava a recarci sulla Lessinia e precisamente a Durlo. Mi recai in canonica e trovai un sacerdote molto anziano e anche un po' dimesso, diciamo così, ma gentilmente mi ha fatto entrare e ho chiesto che mi facesse consultare l'archivio parrocchiale, dove lì era passato un sacerdote che poi è venuto a Campo Damaso. Ad un certo punto durante questi discorsi, così che si faceva, si ferma un attimo, sta zitto un po' e poi mi disse: ma ti da dove sei tu? Sono da Guadagno. Ma dove da Guadagno? Da Campo Damaso. E allora che tu ti riconto un fatto tragico che è avvenuto a Campo Damaso. Questo sacerdote qua, che era appena uscito dal seminario, prete novello, quindi, e il vescovo Monsignor Carlo Zinato lo chiama e gli dice: senti Angelo, tu dovresti andare a Campo Damaso per preparare l'entrata del nuovo parroco, del primo parroco di Campo Damaso. Hai tempo un mese per curare gli animi di questa parrocchia. E sono venuto a Campo Damaso, ho trovato tanta brava gente, buona gente. A un certo punto, verso sera, vengono delle persone tutte agitate che mi dicono: Don Angelo, venga che è successo una grave disgrazia. Ma cosa è successo? È una miniera qua vicino che sono morti dei minatori. Ma io, ma dov'è distante? Ma è qua vicino. E sono entrato in questa miniera, avevo anche paura, ho detto, ma era ben illuminata da parecchi minatori che avevano le lampade, che sono quelle là, e sono entrato fino alla fine della miniera e ho trovato questa macabra scoperta. Ha detto, mi ha colpito diciamo così, la frase dialettale: "Igera tutti ransinare", ha detto, cioè vuol dire che diciamo così, il gas gli aveva provocato il soffocamento, quindi la restrizione dei nervi, e avevano tutto graffi sotto alla gola, quindi questo è il sintomo di soffocamento. Ha detto, è stata una cosa, sono rimasto, ce l'ho sempre nel cuore, detto, questi 5 minatori. Allora adesso per continuare, poi quando ho saputo di questo fatto di questo sacerdote, sono andato alla ricerca per vedere se avevo altre notizie, e tra i minatori e trovai un signore, un minatore, si chiama Luigi, non mi ricordo più, no, Cornale dagli Osti, detto gli Yucucu. E sono andato a chiedere e loro mi hanno detto: guarda che io sono entrato, uno dei primi che sono entrati nella miniera, e ho avuto il permesso dai carabinieri di sollevare i corpi per portarli fuori, e quindi mi ha descritto come sono morti questi minatori. So che 2 erano Urbani e Cornale mi ha descritto questa scena, come l'ha visto lui. Nel carrello erano posizionati dentro il carrello Guerrino Urbani, che era il caposquadra, e Giovanni Stocchero.
Questi qua, quando sono entrati per primi nella miniera, alla fine della miniera, si sono inoltrati quello che è chiamato un taglio, cioè che dava adito a salire. Sono entrati in questo taglio, ma sono caduti indietro e gli altri hanno visto la scena e quindi si sono preoccupati di prendere queste due persone e metterle dentro nel carrello. Poi la foga, lo sforzo, diciamo così, per far muovere il carrello, cosa è successo? Che il carrello è uscito dai binari, quindi hanno trovato un minatore che era da dietro il carrello, con la spalla appoggiata al carrello, che tentava di urtare, difatti aveva anche il labbro superiore lesionato da questo sforzo. Gli altri due che erano alle pareti, questi tentavano di alzare il carro, ma ormai le forze venivano meno. Quindi in questo, diciamo così, in questo frangente anche le forze venivano meno, quindi non è stato più possibile di continuare per portare fuori questi minatori che hanno fatto questa brutta fine. Però dopo, avendo fatto questa ricerca, adesso passo la parola, che l'abbiamo messa per iscritta, ne passo la parola a Mara. L'aspersorio e l'acqua benedetta nella veglia pasquale di quest'anno, ed richiama, ecco, il segno del nostro battesimo. A Santa Barbara, questa qua è Santa Barbara, la protettrice dei minatori. Questa bandiera è stata benedetta nell'agosto del 1919 nella chiesetta di Panisacco. Un'altra bandiera era stata fatta ancora nel 1880, ma questa fu l'ultima bandiera messa in misere condizioni, ma comunque è molto significativa. Preghiera del minatore. O Santa Barbara, amica del minatore, quando mi lascio alle spalle il sole che illumina e mi incammino nel buio ventre della terra, tu sei con me. Quando il sudore della fronte si impasta con la polvere a formare un monumento di fatica, tu mi aiuti. Quando il ricordo dei cari mi stringe la gola riarsa ed aiuta la lacrima a rigare il mio volto, tu mi ascolti. Quando là, nel profondo, trepido accendo la miccia e la mina sta per brillare, tu mi proteggi. Perciò ti invoco e a te mi affido. Santa Barbara, prega per noi.